Festa della Patria del Friuli nel segno dell'identità e dell'orgoglio, la cerimonia in castello a Udine, la grande festa a settembre. E oggi è anche la giornata della Festa della Patria del Friuli, celebrazioni in tono minore a Udine in attesa di quelle vere e proprie che sono state spostate a settembre. Marinella Chirico e Roberto Aita. 3 di aprile, Fieste de Patrie dal Friul. Quella di oggi però è stata una festa simbolica. La vera festa sarà a settembre con Friuli Doc. Oggi il vessillo con l'aquila d'oro issato sul piazzale del Castello di Udine. Poi una breve cerimonia nel Salone del Parlamento con il sindaco Fontanini, il presidente dell'Arlef Cisilino e quello del Consiglio regionale Zanin. La festa, lo ricordiamo, celebra la fondazione dello Stato patriarcale friulano. Era il 3 aprile del 1077. Le celebrazioni di oggi comprendono anche il bel video realizzato dall'Arlef, oltre 1.200.000 già le visualizzazioni sul web. Protagonisti giovani friulani che da ogni parte del mondo testimoniano il legame con la loro terra e la loro lingua nell'anno più difficile, l'anno segnato dal Covid, come sottolinea il presidente dell'Arlef, Eros Cisilino. In una situazione pandemica che ci vede tutti coinvolti in un mondo globalizzato, riaffermare la nostra identità credo che sia un qualcosa di estremamente importante e anche utile. Noi vediamo che in giro per il mondo le identità che si affermano fortemente hanno anche la possibilità di poter in qualche maniera sopravvivere a certe situazioni che le mettono in difficoltà. Il Patto per l'Autonomia intanto ha lanciato una petizione per sostenere i diritti della minoranza linguistica friulana nella programmazione radio-televisiva del servizio pubblico. Nel documento inviato ai vertici della RAI si chiedono più spazi, radio e TV e la creazione di una struttura in lingua friulana.